Buonasera a tutti gli amici Toscana Sprint, ci troviamo con le immagini a San Paolo, presso il Circolo Arci di San Paolo, per la festa del ciclismo, quella della WISP, organizzata come tutti gli anni e quest'anno ancora, per le premiazioni che verranno fatte ai corridori che corrono su strada, mountain bike, ma anche e soprattutto che partecipano a questo mondo nuovo delle cicloturistiche e che oggi riceveranno un premio, loro e le società. Ma noi andiamo a scoprire tutte le premiazioni e quelle che sono anche le ambizioni da parte dei protagonisti di questa serata. Arianna Nerini, vice presidente della WISP di Prato, adesso direttore sempre nell'organico comunque della WISP di Prato. Un passaggio di proprietà però sempre presente anche quando sono queste bellissime manifestazioni fine anno. Sì, poi gli amici della struttura attività ciclismo, è sempre un piacere venirli a trovare, è sempre un piacere perché comunque io li chiamo sempre i miei bambini, perché sono cresciuta insieme a loro e credo sia stata la prima festa in assoluto che ho fatto quando sono diventata presidente. Quindi insomma io vengo volentieri, premio, passo premi, faccio la ragazza un po' no, ma insomma quasi la velina, insomma è sempre un piacere. Anche perché di ragazze ne vedo poche ultimamente nella WISP, ne vedo molti uomini, quindi insomma anche una parte femminile, no? Una quota rosa fa anche piacere, anzi magari invitiamo anche qualcun altro. Sì, assolutamente sì, nel ciclismo qualcosa si sta muovendo, però sono ancora molto poche rispetto alla maggioranza, sono tutti uomini e ragazzi, quindi ragazze venite in bicicletta e pedaliamo tutte insieme. Un'ultima cosa, parlando di numeri. Da tanti anni si fa la festa del ciclismo pratese, io penso che sia l'associazione a livello provinciale che ha organizzato più feste. Sì, assolutamente sì, saranno quasi più di 15 anni che viene organizzata questa festa, vengono premiati, si cerca di premiare un po' tutti perché appunto lo slogan della WISP è WISP Sport per tutti. Eccoci con Magnini che è responsabile dell'SDA, ciclismo, settore di attività, non si chiama più Lega, ormai lo sappiamo, è stato questo passaggio, ma diciamo sei sempre prima vicepresidente e più o meno anche ora. Esatto, sono sempre coinvolto nel discorso dell'organizzazione dell'attività della Lega Ciclismo di Prato e il gruppo di lavoro di cui faccio parte è sempre impegnato durante tutto l'anno a svolgere, a seguire tutta quella che è l'attività nostra del ciclismo pratese. Ecco, diamo anche due informazioni per chi magari non sa effettivamente che cosa organizza o cosa fa la WISP di Prato, ovviamente nel nostro settore è quello del ciclismo. Diamo anche un po' di numeri, un po' di dati anche relativi a quelle che sono state le manifestazioni organizzate. Allora, la ex Lega, l'SDA di Prato, è una realtà ormai nel tempo consolidata perché dopo Firenze siamo la provincia che ha il più numero alto di iscritti e di tesserati a livello del settore del ciclismo. E come SDA tutti gli anni continuiamo sempre a organizzare manifestazioni di ogni genere e di ogni tipo, dal settore stradale e dal settore mountain bike sia agonistico che cicloturistico. La tendenza che si sta continuando a confermare negli ultimi anni per quanto riguarda perlomeno la nostra zona di Prato è quella che abbiamo trovato questa vocazione più cicloturistica che cicloamatoriale e quindi siamo in questo momento molto concentrati sulla programmazione del calendario nuovo per la stagione successiva del 2019 e diciamo che questa stagione sarà molto improntata sul discorso del cicloturismo. I numeri che queste attività ci portano ci confermano il successo sia da parte delle società, che colgo l'occasione di ringraziare per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione delle manifestazioni, sia tutto il nostro gruppo di lavoro che ci mette tutta la loro buona volontà per far sì che tutti gli anni si possa sempre offrire ai ciclisti della nostra città e a quelli che ben vengono da fuori il meglio che il nostro settore cicloturismo può offrire a livello di organizzazione, di percorsi e di scoperta magari per qualcuno anche di territori e di strade nuove, insomma, che non finiscono mai di essere scoperte. Simone Faggi, vice sindaco con delega allo sport. Simone,
Anche quest'anno è una festa organizzata dalla WISP di Prato come tutti gli anni, a forza di un'organizzazione sul territorio molto importante. Sì, importante e capillare, ci sono 900 iscritti alla WISP che vive e lavora per il ciclismo e questo garantisce alla nostra città tanta partecipazione e tante iniziative nel corso dell'anno. Quindi il fatto di ritrovarsi qui è un po' la chiusura di un anno che ha dato tante soddisfazioni alla città, tante soddisfazioni alla WISP e soprattutto tante iniziative importanti. Quindi la nostra è una città viva, una città che vive anche attraverso gli enti di promozione sportiva e la WISP indubbiamente è un elemento imprescindibile per lo sport pratese. Si diceva che c'è stato anche un cambiamento di tendenza, no? Più diciamo al cicloturismo, quindi anche a queste diciamo, gran fondo per ciclamatori, però in maniera molto più cicloturistica. Il territorio di Prato si presta anche ad ospitare queste manifestazioni. Eh sì, allora la tendenza del cicloturismo è legata al fatto che secondo me, che io vivo anche con molto favore, della tendenza a tornare un po' alla dimensione dello sport come partecipazione e non soltanto come competizione e si unisce anche alla riscoperta un po' del nostro territorio pratese, di tutti i nostri comuni che danno possibilità di spaziare dalla collina ai terreni anche più alti, alla possibilità di conoscere, di vivere, di fotografare, di mangiare, di considerare il nostro territorio come un territorio che si può vivere facendo lo sport. Quindi il fatto di creare occasioni di sport e di cicloamatoriale secondo me è un elemento che dà e rafforza anche il nostro territorio da altri punti di vista, perché tanta gente arriva, viene da fuori e vede che Prato è tanta roba. Tra l'altro abbiamo visto anche un impegno del Comune ultimamente proprio rimanendo in tema di biciclette sulle piste ciclabili, vedi via Firenze, vedi comunque tante anche altre realtà. Beh, allora, noi pensiamo da questo punto di vista che non ci siano alternative. Il piano urbano di mobilità sostenibile passa dalla necessità di creare momenti ed elementi di trasporto che vengono definiti dolci e quindi che si contrappongono poi alla macchina. Non ci sono alternative, questi percorsi sono le piste ciclabili della nostra città. Io capisco che è complicato e difficile avere questo passaggio, che poi è anche un passaggio culturale vivere la nostra città, ma è un passaggio fondamentale. Io credo che nel futuro si vedrà i vantaggi e anche la bontà delle scelte che abbiamo fatto in questi 4 anni. Vannelli Maurizio, presidente della WISP di Prato. Maurizio, abbiamo visto tanta partecipazione, ancora una volta si dice quest'anno addirittura siamo arrivati al top della partecipazione a questa festa. Beh, come sempre il ciclismo si fa vedere non solo sulle strade ma anche quando c'è da fare festa. Per noi è una grande gioia perché visti i risultati di quest'anno e visto anche il piccolo aumento che hanno avuto del tesseramento, c'è stato anche un piccolo aumento nel numero dei soci, quindi non possiamo che essere soddisfatti. A livello di organizzazione sappiamo che ci sono non tantissime società a Prato, ovviamente sono sempre di più, però rispetto ad altre realtà non sono tante, però quelle cose le gare che vengono organizzate sono comunque costanti e numerose. Sì, anche perché vengono aperte oltre che diciamo, ai soci WISP ai soci di altri enti e quindi sì, non voglio fare il partigiano, ma diciamo, viene sfruttato il lavoro dei dirigenti WISP. Io, non per fare una piccola polemica, ma mi piacerebbe che chi è di altri enti pagasse qualcosa in più, ma non si può fare, quindi lascio la cosa maturare. Da Presidente però mi piacerebbe che qualcosa in più qualcun altro pagasse.
non si può fare. Bene, mi adeguo al Presidente, accetto quelli che della Lega Ciclismo, no, nella ex Lega Ciclismo hanno detto, sono tornato indietro, ma va bene così. C'è anche qualche che ne so, annuncio vogliamo fare anche per invitare altre squadre, magari fanno parte di altre non leghe in questo caso, però eventualmente anche per invogliare ad essere partecipi all'interno della WISP? Ma questo diciamo così, loro lo sanno che cosa quello che fanno, perché poi anche per le strade si vedono sempre più ciclisti numerosi, e quindi l'augurio è che si continui anche in questa strada. Diciamo che il domani lo vedo ancora molto più rosa, anche perché si vedono anche, dico rosa perché ci sono anche ora più donne che praticano il ciclismo, quindi è un binomio che non può che andare avanti. Orlando Materassi, responsabile dell'SDA di Firenze, oggi ospite qui a Prato, no? Diciamo che questo dualismo che c'è fra Prato e Firenze nel mondo del ciclismo in queste giornate si abbatte, dai. Sì, no, veramente sono, credo, un gradito ospite, anche perché non è il primo anno che vengo qui a Prato, anzi tutti gli anni si rinnova questa amicizia che c'è tra Firenze e Prato nel ciclismo. Non solo a livello sportivo ma anche a livello di amicizia con Giampaolo, e poi è la storia che lega Firenze a Prato nell'organizzare anche tante manifestazioni insieme a livello ciclistico. Ecco, facciamo anche qualche nome di qualche manifestazione che viene organizzata, perché sappiamo che poi non solo Prato e Firenze ma anche magari Prato, Firenze, Pistoia, ci sono tante manifestazioni che vengono organizzate ormai insieme. Sì, la prima che mi viene in mente, quella che più ci dà rilievo, è il trofeo delle tre leghe. Storicamente io da quando ero anche presidente di Lega mi sono ritrovato questo trofeo che è storico all'interno della WISP del ciclismo toscano. Il trofeo delle tre leghe, appunto Pistoia, Prato e Firenze. Anche quest'anno abbiamo fatto queste tre prove e devo dire anche con abbastanza successo, che ha coinvolto diversi ciclisti. E poi abbiamo anche dei circuiti organizzati anche noi da Firenze, come Terra dei Medici, che vede la presenza dell'Avis di Prato, una bella presenza, sicuramente una delle società più partecipi a questo circuito, così come poi nella mountain bike e nel ciclocross abbiamo la presenza di squadre di Prato anche nei nostri circuiti fiorentini. Si parlava anche di cicloturistiche prima, no? Anche con il vice sindaco, e cicloturisti che stanno prendendo comunque sempre più campo, parallelamente a quella che è l'attività amatoriale che vediamo collegare. E anche Firenze so che comunque, nonostante le varie gran fondo, ha un bel riscontro. Sì, noi il cicloturismo, diciamo, è la nostra attività primaria, è quella in cui partecipano più società, più atleti, e devo dire anche un po' la nostra politica, il cicloturismo. Chiaramente l'agonismo ha i suoi valori, è una risposta anche a tanti atleti che vogliono gareggiare, ma il concetto di cicloturismo, quello è il ciclismo aperto a più persone. Non a caso siamo la WISP, siamo un ente di promozione che come acronimo ha lo sport per tutti i cittadini. Livio Santini, figura storica ormai, io ti conosco perché mi hai messo praticamente in bicicletta, no? Quindi mi ricordo ancora quel giorno. Però oggi siamo qui perché sei ovviamente presidente del circolo qui di San Paolo, presidente dell'SD San Paolo e componente dell'SDA del ciclismo per la WISP, quindi insomma un po' di cariche, sei sempre sul pezzo e questo fa molto piacere. Sì, sono cariche molto importanti, sono anche un po' pesantine, però per ora ci difendiamo, cerchiamo di fare le cose al migliore dei modi, come organizzare questa bellissima serata. Una serata per me è un vanto perché dopo tanti anni siamo riusciti a riportare la festa del ciclismo a San Paolo e siamo un bel gruppo di persone, tutte le nostre società sono presenti dirigenti di altre leghe di Firenze e di Pistoia
e quindi io personalmente sono molto soddisfatto. Sono soddisfatto perché ritengo che il nostro movimento sia ancora un fiore all'occhiello per quanto riguarda la provincia di Prato e anche la Toscana, perché quest'anno la Toscana sarà protagonista con la Prata Betone, che è nel campionato nazionale del ciclismo, e poi sono orgoglioso di questo circuito che si chiama la Toscana Challenge, che io sono dentro da quando è nato, e quindi per noi è un vanto all'occhiello. Laggiù di fronte a noi c'è un cartello che indica la data della nostra manifestazione, le città del vino, che è alla 14ª edizione, sarà 2 domeniche prima di Pasqua, e quindi invitiamo tutti a partecipare a questa iniziativa, perché è veramente un'iniziativa che tocca veramente le colline del Chianti, e quindi invitiamo tutti a partecipare. Inoltre, che dire, una serata splendida come questa si metterà nel libro dei nostri ricordi. Ecco Livio, ho voluto aspettare il padrone di casa perché mi sembrava giusto chiedertela a te. Stasera non è solo una festa così. Questa sera, come dicevi, sono presenti dirigenti di società pratesi, ma perché vengano fatte anche delle premiazioni. Volevo, giustamente, visto che sei padrone di casa, anche che ci dicessi che premiazioni vengano fatte. Viene fatta la premiazione del campionato provinciale, del circuito della Challenge, i campionati della mountain bike e delle escursioni. No, le escursioni no, verranno fatte a suo tempo, perché ancora ci sono 2 manifestazioni da svolgere, e quindi è importante essere presenti, perché una premiazione a fine stagione come quella che si fa noi da tanti anni, io sono sicuro che sono oltre 30 anni che organizzo la festa del ciclismo, e quindi ben vengano ancora queste belle iniziative che fanno felici tutti, quelli che vanno in bicicletta e non solo. Abbiamo presente questa sera l'assessore allo sport, che è una cosa eccezionale, perché qui a San Paolo abbiamo bisogno anche di personaggi del genere. Giampaolo Mancini, coordinatore dell'SDA della WISP Ciclismo di Prato. Allora, Giampaolo, ti abbiamo lasciato per ultimo perché ormai sei una personalità che nel mondo della WISP ormai è importante, non dico quasi autoritaria, però insomma quando si parla di Giampaolo Mancini sappiamo che si parla del top che ci possa essere a livello di giudici, della WISP e quant'altro. Ci conosciamo da tanti anni, quindi questo lo posso dire. Però ecco, abbiamo sentito molte testimonianze da parte anche dei tuoi colleghi per quello che è tutto il movimento della WISP Ciclismo di Prato, che penso piano piano in questi ultimi anni sia cresciuto molto di più. Sì, il movimento ciclistico a Prato ormai da tantissimi anni gode di bene, insomma, funziona bene, abbiamo avuto dei numeri molto importanti, facciamo manifestazioni soprattutto cicloturistiche. E il cicloturismo per la nostra, mi piace ricordare il nome Lega, anche se non si può più, perché non si chiama più Lega Ciclismo, è coordinamento del ciclismo, però ormai sono tanti anni che faccio parte appunto della WISP e il nome Lega mi rimane più simpatico, via, diciamo così. E appunto noi il cicloturismo a Prato ormai da tantissimi anni ha preso campo, è il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo poi anche una grande manifestazione veramente bellissima a livello nazionale per il mountain bike, che è la Piazza a Piazza, che credo che sia una delle più belle manifestazioni addirittura a carattere nazionale, e quindi proprio ora ne parlavamo con il presidente Barni insieme all'assessore qui allo sport del comune di Prato, che quest'anno sembra che possano avere dei problemi a livello di prefettura, diciamo così, a livello di permessi, perché quel giorno ci dovrebbero essere elezioni e quindi sono un po' titubanti, sperano di non avere problemi, quindi io mi auguro sinceramente che la manifestazione la possano fare perché merita. E poi per tutto l'altro mondo del cicloturismo a Prato abbiamo la Prata Betone ormai che da 36-37 anni è sulla cresta dell'onda,
abbiamo il Giro dei Bacini, anche quello 37-38 anni che viene fatto. Abbiamo belle manifestazioni e sono contento sia per chi organizza e per i ciclisti che ci partecipano. Ecco, hai detto Pratabetone, no? L'hanno ricordata anche prima, però ho voluto aspettare te. Pratabetone è sempre un punto un po' interrogativo perché è conosciuta per quando era agonistica, tra virgolette. Ora è diventata cicloturistica e ti posso dire, io mezza l'ho fatta, tutto non ci sono arrivato, mezza l'ho fatta, posso tornare indietro, però bellissima anche in quel modo. Ma c'è l'intenzione di farla ritornare anche agonistica o di lasciarla cicloturistica? No, almeno al momento non c'è assolutamente l'intenzione di farla ritornare agonistica perché abbiamo avuto delle esperienze traumatiche, e lo dico sinceramente. A livello organizzativo ci sarebbe da dire delle parole forti che non voglio dire, però tanti sono venuti a prenderci in giro e noi che si lavora, che magari dopo 2 o 3 mesi di lavoro importante sul campo, dopo i 3 giorni finali che ci impegnano veramente alla morte, la mattina della gara ci alziamo alle 4 per far sì che questi ragazzi ciclisti che vengano alla Pratabetone per divertirsi e poi vedersi prendere in giro da quei 3 o 4 non è bello. Quindi io credo proprio che la Pratabetone continuerà la sua storia, però la continuerà come cicloturistica, tanto più che quest'anno è entrata a far parte del circuito nazionale, quindi di cicloturismo, è una delle 4 o 5 prove, non mi ricordo quante sono, forse mi sembra sia addirittura la prima, e quindi si continua così e mi auguro che possa ritornare a avere i numeri che aveva quando era fatta agonistica, perché ora la Pratabetone è cicloturistica e deve essere per questo, deve essere un ritorno alle origini, perché all'origine la Pratabetone è nata come cicloturistica, come divertimento, come sfida. A quei tempi era la sfida riuscire ad arrivare alla Betone, che non era veramente per tutti e non credo che sia anche ora, però io, come ripeto, mi auguro che abbia il successo che merita.